Tagliate carta e penna, oggi facciamo i pizzelle fritte. Tenere questi 4 panetti vi serviranno mezzo chilo di farina, 300 g di acqua, 10 g di sale, 10 g di lievito. Impastate tutto e formate 4 panetti e li fate lievitare un paio di ore. Ma pizza fritta la vado a fare cicoli, ricotta, provola e pepe. Adesso aggiungo la ricotta. Ci mettiamo una bella frangata di cicoli, abbondate perché se ci ho mettiti ci ho trovati di provola. Man, non facete manco il pepe. Adesso la chiudiamo. Dopo che l'avete chiusa, chiudete bene i bordi con il palmo della mano, così. Una bella pentola bollente, bella piena d'olio, la tirate un po', la allungate e poi la tuffate nell'olio bollente. Racquatela un po' così, vedete? Racquatela con l'olio. L'altra qua la faccio friarielli, salsiccia, provola. Procedimento: la chiudiamo e la ammacchiamo. Eccole qua, salsicce e friarielli e classica napoletana, cicoli, ricotta, provola e pepe. L'imbarazzo l'ha scelto, non so manchi quale ma già mangiato prima. Qualcuno di voi le fa nei commenti, fatemi sapere come sono venuta. Buon appetito a tutti quanti. Un cuzzitiello, non aspettavo altro.